storia del palazzo. Palazzo Fini è legato alla figura di Tommaso Flangini, un greco proveniente da Corfù, ricco avvocato fiscalista. Nel 1620 Flangini prende in affitto la casa sul Canal Grande, proprietà della famiglia Contrarini, che si impegna a ristrutturare l'edificio, cadente, rovinoso e inabitabile. I provveditori del comune, però, poco dopo intimano che si proceda a nuove riparazioni strutturali, in quanto l'edificio minaccia imminente ruina e le fondamenta sono ammalorate. Nel 1638 il Flangini acquista l'edificio e la casa adiacente, li rade al suolo e costruisce un nuovo palazzo già alla fine del 1640, con interventi del proto Piero Bettinelli. La casa acquistata costa fatica, sudori e dispendi al Flangini, che la destina a un'abitazione di famiglia. Test eseguito per Latenza verso la piattaforma YouTube. Ore 11:59 e 50 secondi. La storia del palazzo. Palazzo Fini è legato alla figura di Tommaso Flangini, un greco proveniente da Corfù, ricco avvocato fiscalista. Nel 1620 Flangini prende in affitto la casa sul Canal Grande, proprietà della famiglia Contarin, che si impegna a ristrutturare l'edificio, cadente, rovinoso e inabitabile. I provveditori del comune, però, poco dopo intimano che si proceda a nuove riparazioni strutturali, in quanto l'edificio minaccia imminente ruina. Le fondamenta sono ammalorate. Nel 1638 il Flangini acquista l'edificio e la casa adiacente, li rade al suolo e costruisce un nuovo palazzo già alla fine del 1640, con interventi del proto Piero Bettinelli. La casa acquistata costa fatica, sudori e dispendi al Flangini, che la destina a un'abitazione di famiglia. Test eseguito verso la piattaforma YouTube, test di latenza. Sono le ore 12:01 e 30 secondi. La storia del palazzo. Palazzo Fini è legata alla figura di Tommaso Flangini. Sì, ma l'ho già detto. L'ho detto. Ok. Sono le ore 12:02 e 56 secondi. Ora sono le 12:03 e 20 secondi.